E beh ragazzi, che soddisfazione vincere così contro la Roma questa sera dedicando a Diego Armando Maradona, nel nome di Diego Armando Maradona, in tutti i sensi, perché lo stadio da oggi si chiama Stadio Diego Armando Maradona. Ma ciao a tutti amici, da Napoli l'87 ragazzi, che bellezza, ma la punizione di Insigne. Mi viene da dire un gol alla Maradona, che gol capolavoro ragazzi, ma come l'ha fatto, come l'ha fatto, come l'ha tirato, come l'ha pensato. E poi la dedica a Maradona, baciando più di una volta la sua maglia con il numero 10 e con il suo nome sopra. Cioè, ragazzi, è una meraviglia. Cioè, ti viene un coccolone al cuore, ti viene il brivido sulla pelle, se sei napoletano, se ami quel giocatore. Una serata magica, una serata che ci ha spinto a una vittoria per 4-0 con una Roma che non perdeva una partita dall'inizio del campionato, che ha perso solo a tavolino con il Verona, perché non ha mai perso sul campo, e oggi viene al San Paolo con la prima nello stadio di Diego Armando Maradona e ne prende ben 4 ragazzi, se ne va a casa con 4 gol da parte del Napoli. Una grande prestazione del Napoli oggi, che concede solo all'inizio il tiro di Pedro e poi pochissime azioni della Roma in contropiede. Sì, inizialmente è stata la Roma a fare la partita, a tenere il possesso della palla, il pallino del gioco, poi viene fuori il Napoli con la qualità, con Zielinski che spacca il centrocampo, ti propone quella superiorità numerica perché salta l'uomo. Cioè ragazzi, una serata più bella di così per ricordare Maradona non c'è. Serata perfetta per il Napoli da incorniciare proprio per Diego Armando Maradona, cioè proprio regalata a lui questa serata. Anche lui ci ha spinto da lassù sicuramente. Comunque un ottimo Napoli, Di Lorenzo ha fatto bene, inizialmente ha faticato, poi ha fatto bene. Manolassi il migliore questa sera contro la sua ex squadra, ha fatto un partitone, ha annientato Dzeko non si è visto proprio, non ha fatto un tiro in porta se non vado errato, cioè Manolas non gli ha fatto toccare palla. Koulibaly anche lui molto perfetto lì dietro, veramente è un muro difensivo Manolas e Koulibaly oggi veramente insuperabili. Maroru una bella partita, ma mi è piaciuto perché spingeva e poi andava a ricoprire in fase difensiva e non ha concesso nemmeno lui. Temme avanti la difesa, ha fatto il suo lavoro bene, ha recuperato i palloni, ha smistato bene la palla a centrocampo in regia, così come Fabian Ruiz che poi fa anche il gol. In avanti Zielinski, ragazzi, io amo questo giocatore tecnicamente, qualitativamente, perché è un giocatore che quando ha la palla tra i piedi veramente ti salta l'uomo e ti propone quella superiorità in avanti che dà spazio a Lozano e Insigne sulle ali, che poi fanno male all'avversario, no? Zielinski è troppo fondamentale per il Napoli, secondo me deve partire da titolare come questa sera. Questa formazione di questa sera, ecco, secondo me è l'ideale per il cammino del Napoli. Parliamo di Insigne che secondo me è stato tra i migliori in campo, oltre il gol favoloso alla Maradona, perché questo è un gol alla Maradona, non capitano sempre, ma quando avvengono vanno detti, questo è un grande gol. Mertens anche lui segna, però sbaglia un po' troppo in avanti. Mertens è in fase calante, però pian piano magari speriamo si scioglie anche lui. Politano quando entra ragazzi ci mette sempre volontà e qualità, grande partita anche quando è entrato Politano, ha subito trovato il gol, perché è entrato prima del gol, è entrato tipo 5 minuti dopo, ha giocato 10 minuti e ha fatto gol. Questo dice tutto, che Politano già si è inserito, ma già quando l'abbiamo preso, cioè ragazzi sta facendo, diciamo, è il giocatore, l'acquisto che ha fatto meglio del Napoli, no? Insieme al riacquisto di Lozano, perché la stagione prima con Ancelotti non ha espresso tutto il meglio di sé, e con Gattuso è ritornato a essere il Ciuchi, il vero Lozano, che anche questa sera ha fatto una grande prestazione. Gli è mancato il gol, ma ha fatto una grandissima prestazione di velocità, di dribbling e di passaggi per la squadra, assist e tanto altro. Niente, meriti anche a Gattuso che ha veramente messo una grande formazione questa sera negli 11 titolari. Ragazzi, ci hanno regalato veramente una vittoria grandissima per Diego. Da parte della Roma, che cosa devo dire? Penso nessuno si salva, perché un 4-0 annulla tutto. Una Roma che non mi è piaciuta per nulla. L'unico forse che direi che voglio salvare
da parte dei giallorossi è Spinazzola, perché ho visto l'unico che ha spinto tanto, sì, poi in fase difensiva ha peccato anche lui, perché quando prendi 4 gol, ragazzi, è tutta la difesa a far male, però in fase offensiva, ecco, Spinazzola si proponeva tanto e saltava l'uomo e crossava anche in mezzo. È quello che ha reso le cose più pericolose, quello che è stato il più pericoloso da parte dei giallorossi, però poi in fase difensiva disastroso anche lui. Ma la maglia del Napoli di questa sera, quando era bella, ragazzi, ma quando era bella, uno spettacolo stupendo, meravigliosa. Quella maglia lì è dedicata a un certo Diego Armando Maradona. È bella quando Diego quella maglia, è bella quando Diego. E niente amici, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale di Napoliello87. Caro amico romanista, oggi ti devi arrendere al poker, a Insigne, a Fabian, a Mertens e a Politano e a Diego da lassù. Olè, 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 olè. Diego, Diego, olè, 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 olè. Diego, Diego, olè, 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 olè. Diego, Diego.